Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muri qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma se per quello allora... Si chiama vis-à-vis. Non si sa più come vestirci, Ah, beh sì, non c'è più le mezze stagioni, si stava meglio così stava peggio e via andare. Ma no, buono, ma sul serio, ieri così, oggi colì, cambia dietro mano. Ma sì, buono, sto quel si è sbassati un poco i gradi. Un poco? Sì. C'era Jimma. Jim adesso, sarà stato così un per di giorni. Sì, sarà stati i santi di Ghiacchio. Ah, quelli, ma non doveva essere... Sì, il 12, il 13, il 14, mi padre. Mi padre. Sì, chiaro. Buono, sarà arrivati col treno. Col treno? Perché? In ritardo. Ah, può darsi. Ah, scusa, Brian, come c'è? Guarda che ben che sta. Ah, beh, lui sicuro non ha Jimma. Ah no, beh, i figli di oggi... Ah, ascolta, Ciano. Dimmi. Hai tu idea di dove che ho imbucato il mio acchiappino per i capelli? Il tuo acchiappino... Sì, il mio acchiappino che ogni tanto adopero per ingrumarmi i capelli. Ah, quello... no, Alba. Che non lo trovo, che volevo ingrumarmi i capelli che mi intriccano. Non so io dove che lo hai imbucato. Tu dovessi cercarlo. Assaggiarlo, Ciano, assaggiarlo. Sì, adesso lo assaggio, chissà dove che è. Assaggiarlo. E dall'altra parte... No, perché capisci, era affezionata, era importante per ella. Sì, immagino, signor Sergio, ma... Non ti puoi stare tanto drio le notizie, e ti conta quel che vuoi. Sì, certo, però che siete i dati? Senza 3 casi in Italia. Ho capito, ma è 3 casi, ma cosa c'entra il puppotto? Sì, ma è pur sempre de scimmia. Oh mio, ma era un peluche, cosa faceva di male? Hai capito che non bisogna avere rapporti. Sì, ma che rapporti? In realtà pozza sul letto, cosa... Sì, so, però... Sì, ma lei era proprio assai affezionata, fine piccia, con quello là. Sì, so. Se lo portava sempre Drio, da qualunque parte, anche in colonia, con la mettevimo d'estate. Sì, certo, è vero. Non te puoi, te capisci? Sì. Fa conto che una volta mi ha toccato andare fino a Sappada perché se lo aveva dimenticato. Immagino, però poi alla fine che lo avete trovato? Ah, sì, guai se no, occhio del sotto, ma dite che lo butti in scovazze. Ma per la sicurezza. Sicurezza, ma ascolti me, figlio mio, ma se non la aggrappa niente fin adesso... Ma se è un virus nuovo. Ma dai, andiamo avanti, cosa un po' poi acciapparà il virus? Chissà. Fammi un favore, dai, capite un poco della testa sti virus, e non ti puoi rovinarti la vita, e anche quella di mia figlia, tra l'altro. Che comprerò un nuovo. Sì, anche se lei era affezionata al suo Toto, il simiotto. Toto. Sì. Capisco, ma... eccola, sei tornata, di rapasso? No, guarda, lascia stare, non sta pazzire, volevo solo parlare con te di sta roba, e mi raccomando, adesso vedi di provvederlo. Sì, farò il possibile. Magari anche di più del possibile. Allora salutimi la mia pizza, Dio bello. Sì, non mancherò, grazie, arrivederci. Dio.
Ecco, te sono tornata? Ah, beh, ti Stepan. Sì. E contimi, con chi te stavi ciaccogliando il telefono? Con tuo papà che ti saluta. Grazie, cosa dici? Se cambia che ti ho buttato via il peluche. Ah, boh, ma sono andato a recuperarlo. Per fortuna avevo trovato il mio Toto. Ma scusa, come? Nelle scovazze? Sì, qua di sotto. Per fortuna che l'ho trovato subito. Ma era sporco, con chissà quanti germi, microbi, batteri, mamma mia. Ma sì, boh, non battigliare, che ho dato una nettata. Una nettata? Sì, Solo? Beh. Oddio, anche la scabbia adesso. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?